Mestre, aula bunker, ore 9:45, arrivano tranquilli da uomini liberi Luciano e Adriano Donadio, rispettivamente padre e figlio, per tutti i casalesi di Eraclea. Dopo la storia dei fuochi Quindi questo d'artificio, oggi gesto? accompagnati dal loro legale al centro tra i due, avvocato Renato Alberini, hanno voluto presenziare per la prima volta di persona e non più dal carcere alla nuova udienza in cui gli stessi, insieme ad altri 12 imputati, tutti da martedì in libertà, al processo di Mestre devono rispondere dell'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso sulle infiltrazioni della Camorra nel Veneto orientale. Per tutti, dopo 4 anni di carcerazione E quindi preventiva, questo il gesto? Tribunale ha infatti ritenuto sufficiente la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Eraclea. In aula vietate le riprese TV e le foto in primo piano e Donadio, li si può riprendere soltanto di spalle, così come disposto da ordinanza del Presidente del Tribunale Stefano Manduzio, accogliendo loro esplicita richiesta su istanza presentata dai loro rispettivi legali, che non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa. A E parlare quindi invece questo il legale di gesto? Antonio Pacifico, in aula l'estremità opposta di Donadio e anch'egli libero da martedì. Con suo grande stupore, racconta il suo avvocato. Prime parole sono state quelle di stupore, nel senso mi ha detto stai parlando seriamente, sul serio mi scarcerano, e le prime cose che ha fatto è quello di recuperare il rapporto col figlio, con la ex compagna e con i propri affetti che aveva in loco. Lui è tornato comunque a stare ad Eraclea dove aveva la sua residenza e i propri affari. In aula oggi sentiti i testimoni della difesa, tutti bancari, ascoltati dai PM Terze e Baccaglini per le ingenti richieste di finanziamenti e sconfinamenti dei conti bancari delle società facenti capo ai Donadio. Processo questo di Mestre che dovrebbe concludersi prima dell'estate, entro maggio, stando alle udienze già calendarizzate con le prossime del 16 e 23 febbraio e che potrebbe terminare con la soluzione a carico degli imputati del 41 bis, con il paradosso dell'altro filone di indagine che con la sentenza dell'abbreviato vede condannato per mafia l'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre, che dopo essere stato accusato dei famosi voti di scambio ha patteggiato, sentenza che verrà discussa in Cassazione a Roma il prossimo 21 aprile e ci sarebbe il rischio che si possano avere due sentenze distoniche, così il difensore di parte civile del sindacato. Non so esattamente cosa ci possa essere cosa succederà in Cassazione. Di sicuro la grossa base, diciamo, dell'impugnazione è proprio l'esistenza dell'associazionismo mafioso.